Liste depositate, campagna elettorale al via per le politiche, il forte malumore per gli esclusi nel Carroccio, scelte incomprensibili, ho anche pensato di lasciare la Lega, l'attacco del sindaco di Arcate, Nico Presti. Oggi intanto la presentazione dei candidati di PD e Movimento 5 Stelle tra programmi e obiettivi e per capire bene come si vota con la nuova scheda elettorale ecco il vademecum per le urne. Inchiesta sulla morte dell'operaio di Arcade, deceduto dopo 3 giorni di ricovero. Si sospetta che Leonardo Semenzato sia rimasto vittima di un infortunio mai denunciato. La CGIL, caso preoccupante, si è fatta chiarezza. Esce dal rifugio, si accascia sulla neve nel Bellunese. 46 anni di Vazzola, salvato grazie alla prontezza dei poliziotti del servizio piste che lo hanno rianimato con il defibrillatore. Ha tentato di riscuotere un assegno coronato da 12.000 euro, ma è stata scoperta. Arrestata da Silea una truffatrice seriale. L'inquilino di un condominio del quartiere San Paolo a Treviso trova una discarica di immondizia in garage, a gettarla alcuni uomini da un pulmino, mistero sulle motivazioni. Per la prima volta una studentessa italiana ha ricevuto una menzione d'onore da parte del prestigioso Ateneo di Harvard negli Stati Uniti. Si tratta di una ragazza di Montebelluna. Una cerimonia emozionante, ricordo dei caduti nella battaglia di Nikolaevka. Oltre 300 alpini a Vittorio Veneto sono uniti per rendere onore a chi non è riuscito a tornare a casa. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati, edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre ancora una volta con la politica come in questi giorni. Ieri la chiusura delle liste alle 20 ed è iniziata ufficialmente la campagna elettorale, ma gli strascichi e le polemiche per chi non è rimasto soddisfatto della scelta dei candidati ci sono ancora e non solo nel Partito Democratico, come abbiamo raccontato in questi giorni, anche nel Carroccio. Ad esempio molti sindaci, amministratori esclusi che chiedono ora ai segretari nazionali e provinciali una spiegazione. L'attacco viene anche da un sindaco molto noto come Nico Presti, un attacco forte e duro. Non si spiega come molti di noi siano rimasti fuori pur avendo i requisiti di sindaci a secondo mandato, pur avendo un'esperienza politica maturata all'interno del movimento, pur avendo tutte le carte in regola per essere presi in considerazione. Se ci avessero detto che questo non serviva, io credo che nessuno di noi si fosse appunto messo in evidenza. È la prima stoccata sferrata alla Lega dal primo cittadino di Arcade Presti, in qualche modo portavoce di un piccolo esercito di sindaci delusi dalle liste depositate ieri dal segretario nazionale D'Arè. Niente contro i candidati, ma gli esclusi si chiedono quale metodo sia stato usato per la compilazione degli elenchi stessi e qualche idea in tal senso i delusi se la sono fatta. Sono ritenuto vicino a Zaia e sembrerebbe che solo le persone vicino a qualcuno sono andate appunto in lista, quelle vicino sicuramente al governatore come me sono rimaste escluse. Presti non nasconde di aver avuto un moto di stizza appena prese le liste. Avevo quasi pensato, non lo nego, di andare fuori dal movimento, ma non ci penso minimamente. Ma passato questo momento, ora si lavora per il partito, chiarisce Presti, che garantisce che nessuno remerà contro. Non esiste, noi non facciamo nessuna azione contro il partito, non remiamo contro, la coerenza credo che sia quello che mi ha sempre contraddistinto, la lealtà e la fedeltà al movimento. L'amarezza però rimane, soprattutto per aver appreso dai media l'esclusione. Credo che come minimo una telefonata di cortesia da parte di qualcuno del movimento credo che spettasse non solo a me ma a tutti noi. Lei una telefonata l'ha fatta? No, io non faccio nessunissima telefonata, rispondo così come ho saputo dai giornali, attraverso i media rispondo comunque, faccio sentire la mia voce. Ora la delusione verrà messa da parte in attesa del 4 marzo, ma una volta chiuse le urne gli esclusi attendono una spiegazione. Vogliamo soltanto capire dal movimento, quindi dal provinciale, segretario provinciale, quello nazionale, quali sono i punti e criteri che hanno adottato. Ci devono spiegare a noi, alla base leghista, qual è il criterio che è stato adottato. Nel frattempo stamane il PD del Veneto ha presentato i suoi candidati a Camera e Senato, conferma i voti nuovi anche per la pattuglia trevigiana dove anche in questo caso, come sappiamo, non sono mancati i malumori in questi giorni. Beh, è inevitabile, quando la scelta c'è qualcuno resta fuori, ma io credo che chi fa politica lo fa per generosità, lo fa perché crede nel lavoro verso gli altri, lo fa perché deve fare un servizio e dunque è importante stare insieme soprattutto oggi. La stoccata a chi in questi giorni e in queste ore ha espresso parole di fuoco, leggasi grandi esclusi o chi ha fatto un passo indietro come Simonetta Rubinato.
Il PD riparte dai sorrisi d'ordinanza uso e consumo dei fotografi, le strette di mano, le pacche sulle spalle. Da oggi inizia la campagna elettorale e per i Dem Veneti è una delle battaglie più dure degli ultimi anni. Conferme e volti nuovi e poi quei nomi che hanno fatto venire il mal di pancia alla minoranza del partito. Minniti fa rima con sicurezza. Minniti è stato in grado di fare una cosa straordinaria, mettere in fila, più che per quello che ha fatto all'interno del paese, per ciò che ha fatto all'esterno di questo paese. Insomma, per la riconfermata Laura Puppato il tempo delle bufere è concluso. È anche il mantra del segretario regionale Alessandro Bisatto che dice andiamo al di là delle polemiche. Se non fosse un termine con copyright di Luca Zaia sembrerebbero tutti dire pancia a terra. Tanti fronti su cui lavorare, politiche del lavoro, sociale, innovazione, casobanche, diritti civili. Chi lascia la via vecchia per la nuova sa quel che lascia e non sa quel che trova e mai come oggi questo dovrebbe far riflettere. Molti degli amministratori attuali o passati presenti nelle liste, come nel caso di Silvano Piazza, ex sindaco di Silea, o del vice sindaco di Cappella Maggiore Maria Rosa Barazza, entrambi alla Camera. Tra i volti nuovi quello di Isabella Giamelloni al Senato, Matteo Favero e l'ex sindaco di Valdobbiadene Anna Spinnato alla Camera. Un sindaco è chiamato a misurarsi con tutte le problematicità del proprio territorio e ad acquisire competenze in tutti i settori e questo è un patrimonio che va messo al servizio anche dell'intera nazione. E presentazione oggi anche per i candidati del Movimento 5 Stelle, tema banche e ristoro degli azionisti truffati in primo piano, in una Marca colpita da questa vicenda, appunto come la provincia di Treviso. Parlare di banche Il tema banche con la tutela di chi ha perso tutto e poi l'ambiente con la battaglia contro inquinamento e cementificazione. Prima a Belluno, poi a Treviso la presentazione dei candidati 5 Stelle a Camera e Senato. Impossibile nella Marca non parlare del crack delle popolari e di risparmiatori truffati. Abbiamo promesso a queste persone di poter risarcire il danno perché sono stati truffati. Noi vogliamo aiutare le persone truffate che hanno sofferto per la distruzione del risparmio. Candidato alla Camera nel collegio di Montebelluna, non a caso l'avvocato dei risparmiatori Andrea Armand del coordinamento Don Torta. non è un passare dall'altra parte, noi abbiamo combattuto contro quella politica che riteniamo indegna di governare uno Stato, quindi il passaggio speriamo sarà quello dalla parte giusta, cioè di riuscire a scalzare questa politica indegna e sostituirla con uomini responsabili. C'è da pensare non solo ai singoli ma anche alle imprese, per il presidente di Casa Artigiani che scende in campo con i 5 Stelle per il Senato. Le imprese attualmente sono prese da diversi lacciuoli che io penso il movimento abbia la possibilità di sciogliere. La crisi economica, le ipoteche sugli immobili, sempre più famiglia, le prese con Equitalia, altro nodo quello del contenzioso tra cittadino e Stato, sbilanciato verso quest'ultimo. Stabilirei delle regole che possono essere già le regole previste dal Codice di procedura civile, che mi sembra molto equo in materia, che vengano estese anche alle pubbliche amministrazioni nel momento in cui deve fare la riscossione a danno dei cittadini. Ci deve essere un'uguaglianza che deve riguardare sia un lato che l'altro. Infine il tema ambiente, rimarcato dal veneziano Candiello. L'area nostra, l'area del nord Italia, è la più inquinata, forse una delle più inquinate del pianeta e sicuramente una delle 2 più inquinate d'Europa, ma questo ci crea anche un'opportunità. Noi dobbiamo trasformare questo sistema da una camera gas alla zona più virtuosa dell'intera Europa. La scelta alla fine la faranno gli elettori il 4 marzo, ma allora come si vota? Qual è la modalità di voto con la nuova scheda elettorale cambiata con il Rosatellum? Lo vediamo nel prossimo servizio. Gli elettori hanno più di un mese di tempo a disposizione per studiare la scheda che verrà loro consegnata ai seggi il 4 marzo e per capire esattamente come votare per non rischiare che il loro voto venga considerato nullo. E allora proviamo a fare un po' di chiarezza partendo proprio da come sono composte le schede. 2 quelle che verranno distribuite, una per la Camera e una per il Senato. Ogni scheda presenta una serie di aree rettangolari separate tra loro. Ogni area che rappresenta una coalizione oppure un partito che si presenta da solo alle elezioni si apre con una casella sottile con il nome del candidato che l'intera coalizione presenta per il collegio uninominale. Sotto questo nome ci saranno i simboli dei vari partiti che compongono la coalizione stessa, ciascuno affiancato da altri nomi che sono i candidati della lista proporzionale, cioè i candidati del partito. L'elettore può tracciare al massimo 2 crocette sulla scheda, può indicare il nome del candidato all'uninominale e poi può mettere un altro segno su una delle liste collegate della stessa coalizione. In quel caso io do esattamente il voto interamente al mio partito,
al partito che ho prescelto e contemporaneamente ho indicato il voto al candidato uninominale. L'elettore può tracciare anche una sola crocetta o sul candidato all'uninominale o su uno dei partiti della coalizione. Se io voto solo il candidato uninominale, io do in percentuale un pezzo del mio voto anche ai partiti della coalizione. Se invece io metto la X solo sul partito della coalizione, no? In questo caso il voto è valido per il partito, parte proporzionale, e per il candidato nel collegio plurinominale. Per quanto riguarda i candidati al plurinominale non è possibile esprimere preferenze, trattandosi di liste bloccate. Un'ultima cosa riguarda il voto disgiunto, che in questo caso non sarà valido. Il candidato votato all'uninominale e il partito votato al proporzionale devono far parte della stessa coalizione, quindi della stessa area rettangolare sulla scheda. Il tema delle banche, come abbiamo sentito, resta un tema forte in campagna elettorale. Intanto oggi la Commissione parlamentare sul crack delle popolari ha varato la relazione finale. La relazione della commissione d'inchiesta parlamentare sul crack delle banche popolari si frantuma e finisce a pezzi. L'area della vigilia era tesa e nonostante tutti i tentativi del presidente Pier Ferdinando Casini di portare un testo condiviso tra tutte le forze politiche, l'accordo salta e con l'accordo anche la relazione unitaria. Alcuni gruppi parlamentari, come Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Liberi e Uguali, fanno pervenire i loro documenti, mentre la relazione finale di maggioranza della Commissione punta il dito sulle attività di vigilanza, sia sul sistema bancario da parte di Banca Italia che sui mercati finanziari da parte di Consob. Attività di vigilanza che si sono rivelate inefficaci ai fini della tutela del risparmio. In luce, nella relazione, anche la debolezza nella collaborazione e nello scambio reciproco di informazioni tra Banca Italia e Consob che, dotata di maggiori poteri ispettivi rispetto alla Banca d'Italia, non pare averli utilizzati adeguatamente, sicché gli interventi poi attuati non hanno portato all'individuazione tempestiva di quelle criticità che solo l'autorità giudiziaria ha poi accertato, quando ormai i fatti contestati si erano da tempo consumati. Per questo la relazione di maggioranza suggerisce l'opportunità di valutare la previsione di allargare a Banca d'Italia i poteri investigativi già riconosciuti a Consob e di utilizzare la polizia giudiziaria per effettuare accessi, ispezioni e perquisizioni. La relazione infine segnala la necessità di rafforzare la collaborazione tra Banca Italia e Consob e la creazione di una bad bank pubblica per la gestione dei crediti deteriorati a livello nazionale. La relazione finale di maggioranza della Commissione d'inchiesta sulle banche passa così, con i 19 voti favorevoli di Partito Democratico e centristi, mentre i contrari sono stati 15 e 6 gli assenti. Apriamo la pagina della cronaca, il giallo della morte del muratore 51enne di Arcade che il 22 gennaio si è presentato al pronto soccorso raccontando di aver avuto un malore. Morto poche ore dopo sarebbe rimasto vittima di una caduta sul lavoro in un cantiere di Silea che però si è voluta tenere nascosta. La procura indaga e i sindacati si dicono molto preoccupati. Accertare le cause della morte e chiarire perché, se davvero le lesioni fatali sono state provocate da un infortunio sul lavoro, tutti siano rimasti zitti. Non è solo l'obiettivo della procura che sulla morte del 51enne Leonardo Semenzato, muratore di Arcade, ha aperto un fascicolo d'indagine, ma anche la richiesta pressante dei sindacati. Farsi male sul lavoro, non chiamare il 118, presentarsi al pronto soccorso raccontando di un malore e poi morire per lesioni interne provocate probabilmente da una caduta che era impossibile diagnosticare in tempo. Se davvero le cose fossero andate così, se rilievi dello Spisal, testimonianze e autopsia sul corpo della vittima confermassero questa dinamica, si aprirebbe uno squarcio su una realtà che si pensava appartenere ormai al passato. E speriamo che sia poi veramente, soprattutto il perché nel caso questa persona non aveva denunciato l'infortunio o se qualcuno gli aveva detto di non farlo. E noi siamo preoccupati perché con questo caso il numero degli infortuni anche mortali sul lavoro questo inizio dell'anno è stato drammatico e anche l'anno scorso c'era stata una crescita perché finita la crisi sono ricominciate le aziende a lavorare e stanno ricominciando gli infortuni. Lavoro irregolare, norme sulla sicurezza non rispettate, potrebbero esserci questi due motivi dietro la decisione di non raccontare la verità. Il sindacato ribadisce che i lavoratori sono comunque tutelati e invita sempre a denunciare.
Ma anche le istituzioni devono prendersi carico di un fenomeno, quello degli incidenti sul lavoro, che in questo 2018 si sta ripresentando in maniera allarmante. Noi l'altro giorno abbiamo chiesto al prefetto la convocazione di un tavolo d'urgenza, il prefetto mi ha contattato, mi ha detto che la convocherà la prossima settimana, perché noi abbiamo due preoccupazioni. Prima, i lavoratori magari anziani, lontani dalla pensione per la riforma Fornero, che si fanno male, si infortunano sul lavoro, e secondo i giovani, molto spesso giovani precari delle agenzie interinali che lavorano per 3 mesi in un'azienda, non fanno nemmeno tempo a fare la formazione in quell'azienda. Ecco, noi vogliamo accendere dei fari sulla sicurezza, perché non vorremmo che la ripresa del lavoro significhi anche una ripresa di infortuni e morti sul lavoro. Esce dal rifugio e si accascia sulla neve. Ad intervenire gli agenti del soccorso piste della polizia che hanno prestato aiuto sulle piste di Arabba, un uomo di 46 anni, residente a Vazzola. Lo sciatore è stato colto da un malore sulla pista Ornella. I poliziotti sono immediatamente intervenuti tentando di rianimare lo sciatore anche attraverso l'utilizzo di un defibrillatore in dotazione agli operatori. I soccorsi sono proseguiti per circa 30 minuti fino all'arrivo dello staff medico elitrasportato. È stato necessario infatti il trasferimento del paziente con l'elicottero verso l'ospedale di Belluno, dove è stato operato e posto in rianimazione, e le sue condizioni ad oggi sono migliorate ed è fortunatamente fuori pericolo. E adesso baby ladri in azione a Treviso, bloccati però dalla polizia. Entrambi sono nomadi di 14 anni. I due ragazzini hanno tentato di fare irruzione in un'abitazione alla periferia di Treviso, ma la proprietaria si è accorta di quanto stava accadendo, ha sentito i rumori provenire dalla sua porta di casa ed ha immediatamente chiamato il 113. I baby ladri non hanno potuto far altro che allontanarsi dall'abitazione della vittima. I 14enni hanno raggiunto il centro di Treviso, ma una volta arrivati nei pressi di Piazza dei Signori, ad attenderli c'era una volante della polizia. I due ragazzini, alla vista degli agenti, hanno tentato di nascondere nei rispettivi zaini vari arnesi da scasso e cacciaviti utilizzati poco prima per scassinare la porta della donna. Azione che non è passata inosservata alla polizia. Fermati i 14enni e sequestrati gli arnesi. I due sono stati denunciati alla Procura dei minori per tentato furto e possesso ingiustificato di arnesi atti ad offendere. Non solo, ma essendo sprovvisti di documenti sono stati portati in questura per accertamenti. L'episodio è avvenuto ieri intorno alle 11 del mattino. A Silea invece è bloccata una truffatrice seriale. Ha tentato di incassare un assegno da 12.000 euro presentando documenti falsi. Una 47enne originaria della provincia di Napoli è stata arrestata ieri pomeriggio dai carabinieri con l'accusa di tentata truffa e falso documentale. L'assegno che ha cercato di riscuotere alla filiale della Carige di via Treviso a Silea era falso, una riproduzione pressoché identica di un assegno già riscosso in un altro istituto che la donna, e non è escluso dei complici, avevano clonato, e infatti la 47enne ha tentato di mettersi in tasca la somma presentando allo sportello documenti falsi e accendendo un conto corrente fittizio. Il personale della banca si è insospettito e ha chiamato i carabinieri. Gli accertamenti hanno consentito di risalire ad altri 7 conti correnti accesi dalla donna in altrettanti istituti di credito. Questa mattina in tribunale a Treviso il processo per direttissima. Trovare nel proprio garage una discarica di immondizie, una montagna di immondizie gettate da sconosciuti. È accaduto a Treviso, lo vediamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso. Dunque il giallo del quartiere San Paolo, dove 3 individui avrebbero gettato all'interno di un garage numerosi sacchi dell'immondizia, lattine, pasta, vestiti, rifiuti di ogni genere. Questo in pieno giorno. I proprietari sconcertati hanno presentato denuncia. Apre la saracinesca del garage e trova una vera e propria discarica. Un cittadino moldavo è rimasto sconcertato quando ha visto che cosa avevano gettato. Rifiuti di ogni genere, lattine vuote, mobili rotti, vasi, ma anche pasta cotta e pannoloni. Questo è successo alle 9 di mattina, come ha detto una signora, un furgone bianco con 3 ragazzi, gli ha visto, ha fatto tutto subito e è scappato via. Un blitz in piena regola, secondo la donna che avrebbe visto il furgone. I 3 hanno prima tentato di aprire altri garage con un mazzo di chiavi, poi sono riusciti con questo. Scesi, hanno gettato di tutto, scioccati anche altri residenti dello stesso condominio. Se io abito qui, mi succede una cosa del genere, e allora è successo, qui dentro ci può essere di tutto,
non possiamo noi dividere e portarlo alla discarica divisa. Hanno paura a metterci le mani, non sanno cosa ci possa essere dentro tutti questi sacchi. Il cittadino moldavo è andato dai carabinieri per sporgere denuncia, poi ha chiamato la contarina. Per pagare contarina tutto quanto mi lavoro da solo, c'è 5 bambini, come fare a pagare tutta questa roba? La rabbia dei cittadini. Contarina si è resa disponibile solamente pagando. Cioè, ma se succede una cosa del genere non deve essere a carico, secondo una certa logica, a carico del danneggiato, della vittima, ma dovrebbe essere a carico delle cosiddette istituzioni. Fra l'altro chi è arrivato qui, ci hanno detto i residenti, deve conoscere la zona. La paura è che questo episodio possa ripetersi. Lo dico d'antenna allora per segnalare problemi, anche situazioni davvero incredibili come questa. Lo potete fare come sempre con le nostre modalità, redazione@antenna3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, oppure 351 175 5340 per sms e WhatsApp. E allora lo smog che attanaglia anche la Marca, qualità dell'aria sempre più pessima. A Treviso sono già 6 giorni consecutivi di sforamento e la gente non sa davvero che pesci pigliare. È una pessima aria quella che tira sulla Marca e non è un modo di dire. Smog e polveri sottili sono alle stelle e la centralina ARPAF di Treviso ha già segnato 6 giorni continui di sforamento. E non va molto meglio nelle altre zone della provincia. Qualità dell'aria scadente durante il giorno, addirittura pessima nelle ore notturne. Una situazione disastrosa, come conferma l'ultimo rapporto di Lega Ambiente. L'anno scorso a Treviso le PM10 hanno superato la soglia per ben 83 giorni, quando il limite da non varcare sarebbe di 35. In pratica, quasi un giorno su 4, l'aria che respiriamo è di qualità scadente. Ma contro i responsabili, gas di scarico delle auto e impianti di riscaldamento, le soluzioni prese sembrano solo tante armi spuntate. Non ci dovrebbe essere niente di tutto questo per sforare, è inutile bloccare per un giorno, la circolazione non serve a niente. Dovrebbero far circolare meno macchine normalmente attorno al PUT, che c'è sempre un traffico. Usare le macchine quelle ibride oppure il CPL. Bisognerebbe sicuramente attivare meno le stufe, poi sicuramente fare le macchine magari GPL, metano. Il car sharing può essere una soluzione, o mettere delle navette fuori che portino la gente in città e lasciare le macchine fuori dal centro. Una persona, ogni macchina, quello decisamente sì. Più mezzi di trasporto pubblici. Mamma mia, usare meno le macchine, ci dovrebbero essere più mezzi pubblici. Sicuramente andare a piedi in bicicletta aiuterebbe. Ad Harvard, in uno degli atenei più prestigiosi del mondo, per una menzione d'onore, il primato di una studentessa di Montebelluna. Chiara Bargellesi, allieva del liceo Primo Levi di Montebelluna, è la prima studentessa italiana ad aver ricevuto una menzione d'onore da parte del prestigioso ateneo di Harvard durante l'Harvard Model Unit Nation, la 4 giorni di simulazione mondiale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha riunito per la 65esima edizione 3.000 studenti di scuola superiore nel centro di Boston. La studentessa veneta ha rappresentato la delegazione del Vietnam all'interno della commissione speciale sulla riforma dell'ONU e sull'innovazione, lavorando per 4 giorni a stretto contatto con 128 ragazze e ragazzi provenienti da 40 paesi del mondo. Chiara sta svolgendo un anno di studio all'estero. Terminata questa esperienza rientrerà nella sua classe, la quinta C dello scientifico. Tra i tanti complimenti ricevuti dalla studentessa anche quello del ministro dell'istruzione Valeria Fedeli, che ieri le ha telefonato. Ed ora Vittorio Veneto per parlare dei 300 alpini, gli oltre 300 alpini che si sono riuniti per commemorare i caduti di una delle battaglie più sanguinose della Grande Guerra e più memorabili purtroppo, Nikolajevka. Onore ai caduti! Piave mormorava calmo e placido il passaggio dei primi fanti il 24 maggio. Oltre 300 gli alpini che hanno commemorato in una cerimonia a Sant'Andrea i caduti della battaglia di Nikolajevka, 2 date che non si possono dimenticare, dice il sindaco di Vittorio Veneto Roberto Tonon. 26 gennaio 1943 Nikolajevka,
la Tridentina che perde migliaia dei suoi uomini per uscire dall'accerchiamento. 27 gennaio 1945, la tragica scoperta del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Ricordare i tragici eventi della campagna di Russia, ma soprattutto quella specifica battaglia, è un gesto di dovere morale, spiegano le penne nere. Pensare lo strazio di quei giorni, di quei mesi, al gelo, al freddo, agli stenti, sotto il fuoco nemico e amico tante volte, e soprattutto pensare che quello era l'ultimo baluardo, pensare che al di là di quel sottopasso, di quella ferrovia, c'era la salvezza, c'era la patria, c'era il ritorno a baita, a casa. Troppi sono rimasti lì, pochi sono tornati a casa. Un'altra tappa di avvicinamento, questa al raduno interregionale che porterà a Vittorio Veneto in giugno 100.000 alpini provenienti da tutta Italia. Al termine il vicepresidente della sezione Rolando De Biasi ha letto per tutti le parole tratte da documenti manoscritti dei soldati che ebbero la sventura di essere partecipi sulle rive del Don. Il coro ANA ha reso ancora più emozionante questa celebrazione. Siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Siamo davvero in chiusura e vi ricordo l'appuntamento con 20 e 10, la politica sotto i riflettori di 20 e 10, per parlare ancora delle elezioni del 4 marzo con Francesca Betto, Movimento 5 Stelle, uno dei candidati al Parlamento il prossimo 4 marzo, e un altro dei candidati, Gianluca Schiavon, di Potere al Popolo. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Molto grigio al mattino, poi tempo via via più instabile sulle nostre regioni con qualche debole fenomeno a carattere sparso. Vediamo dove nel dettaglio. Sul Veneto nebbie diffuse al mattino, solo in parziale sollevamento col passare delle ore. Dal pomeriggio qualche pioggia sul veneziano, ma tempo via via più instabile anche sul resto della regione. Vediamo le temperature, le massime saranno comprese tra 4 e 8 gradi, minime tra 1 e 5 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui locali nebbie e nubi basse sui settori meridionali al mattino, col passare delle ore nuvolosità in aumento anche con possibili piovaschi a carattere sparso. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 9 gradi, minime tra 4 e 6 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Trentino Alto Adige. Molte nubi sui settori centro-meridionali, ma senza fenomeni degni di nota, ampio soleggiamento altrove con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 3 e 5 gradi, minime sotto zero tra -4 e -1 grado. Il mare sarà calmo sulle coste, quasi calmo al largo, i venti deboli, meridionali sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.